Bella raga, ciao a tutti, per Comendone Veneziano, siamo alla quarta giornata dell'Europa League, abbiamo 4 punti in 3 partite, siamo secondi nel girone, ma contro l'Al City in casa dobbiamo assolutamente fare i 3 punti. La tensione è altissima al Berbera, il Palermo in campionato sta facendo cose incredibili, è secondo, in piena lotta per la Champions League. Speriamo che il fenomeno Palermo del giocattolo... Attenzione Cataldi, Cataldi recupera un gran pallone, Cataldi per Dybala, Dybala! Il Palermo va in vantaggio! Paul Dybala! Paoletto Dybala ragazzi. Grandissimo assist di Cataldi. 1-0 per il Palermo. Buono Fiori. La squadra quest'anno comunque in ogni caso c'è. Abbiamo un Cataldi fenomenale. Un Dybala che è tornato, Kane lo stesso. Tutta la squadra in forma. Ah no, Fiori. Bravissimo. Vai Fuchs. No, qua Fuchs sbaglia. Dai, sembra una vittoria troppo fondamentale, non possiamo sprecarla, stiamo buoni. Bravissimo, ancora Cataldi, veramente che acquisto Cataldi d'altro anno, mamma mia. E Belotti, Belotti, pagato un cazzo, Belotti, Belotti in curva. Dai, andiamo a casa, con un 1-0 pesante come il culo di un dinosauro, dai. Brutto fallo. Qua di Vasquez invece no, e gol. E Vasquez la dà alla Mela. Sbaglia Eric. Dai, andiamo a casa, vecchio, andiamo a casa. Ericone. Fallo però. Ah, che fallaccio. Adesso scendo da qua con la Mela, figlio. Bello. Raga, 1-0 pesantissimo. Con questi 3 punti il Palermo può veramente sperare in un miracolo. Cioè passare al primo turno in un girone comunque fastidioso. Vediamo la classifica. La classifica vede il Palermo a 7 punti, dai 3 punti dall'Udo Gorez e 4 dal Feyenoord. Possiamo, siamo contro il Sassuolo che è ultimo in classifica. Mi sarebbe importante riuscire a fare 3 punticini anche qua. Però è chiaro che in Serie A tutte le partite sono difficili, raga, quindi non è semplice. Eccolo qua subito. Bravo portierone. Vai Nutellino. Nutellino la mette in mezzo. Tira Joaquin! E si sveglia il Palermo finalmente. Partita da sonno e Joaquin al 67esimo porta in vantaggio il Palermo. Oh, finalmente, fiori. Quindi comunque rispetto all'altro anno segniamo tanto e tanto di più difensivo. Difendiamoci però. È stata veramente una partita da sonno, ve lo giuro ragazzi. Cioè una roba... Ruga. Errore del Ruga. Si fa saltare Cataldi. Ma anche la difesa che lì, che altro acquisto fondamentale. Ho azzeccato tutti gli acquisti, fioi. E il Diva. E il Diva per Kane. Vai la Mela, non la ruba la Mela, ma manca un minuto. Manca un fottutissimo minuto. Cataldi la butta su Cataldi, ma sì. La butta in curva il Cata. 20 secondi e poi sarà un'altra vittoria. L'ennesima di questa stagione. Dybala. Dybala per la Mela. Eric! Calcio d'angolo. Oh, negli ultimi 25 minuti è cambiata la partita, incredibile. No. Vabbè, 1-0. Siamo Juventus 32, Palermo 28. Siamo contro l'Udinese in casa, una partita anche questa da vincere. Se continuiamo così abbiamo un passo Champions, Dybala. Mamma mia, Dybala cosa ha fatto? Curioso. Di testa Cataldi ci prova? Bravo, Gioacchino non ce la fa per poco, peccato. Dai, crediamoci. Siamo su offensivi adesso.
Vai Gioachino. No. Molto bene. Vai la mela. Niente, sta partita ho paura che finisce 0-0. Un po' di cambi, ma adesso arrivano. Vabbè. Fuchs. Dai ragazzi. Niente, 0-0 partita noiosissima. Un po' come col Sassuolo, solo che stavolta non sono riuscito a trovare Ergol. Andiamo a vedere la classifica, la Juve avrà vinto, non è ancora a perdere la Juve. La Juventus ha vinto. Juve in fuga tra Juventus 35, Palermo e Napoli 28. L'Inter è già tardata a 22. Il Milan è nel baratro anche su PES. Raga, un saluto dal Comandone. Bene zero. Ciao!